signor Saverio Carone della sezione di Bari, coadiuvati dal cronometrista signor Giovanni Loprete della sezione di Catanzaro. Signori, benvenuti al Pala Cosenza! Came Treviso 1, Pietrangelo 2, Belsito 7, Botosso 8, Turk 9, Del Gaudio 10, Sutton 14, Di Guida 15, Fadiga 17, Perazzetta 20, Azzoni 22, Ditano 89, Sacon. Allenatore è il mister Silvio Rocha. And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a presentare la Pirossigeno Cosenza! Benvenuti nella Tana dei Lupi! Andiamo a presentare con il numero 3 Alessio Adornato, numero 4 Aleandro Botti, numero 6 Paride Marchio, numero 9 Tiziano Filelli, numero 10 Gustavo Bavaresco, numero 11 Mario Bagliuso, numero 12 Bruno Petri, numero 18 Pelesigno, numero 22 Felipigno, numero 23 Francesco Lambre, numero 24 Leonardo Del Ferraro, numero 91 Jeff Titon, allenatore il mister Leo Tuoto. Sempre e solo Forza Lupi! Sembra impossibile che seguo ancora te. Questa è una malattia che non voglio bene. Vorrei andare via, vorrei andare via qua, ma non resisto. Sembra impossibile la voce. No, che seguo ancora te. Questa è una malattia che non va più via. Vorrei andare via, vorrei andare via qua, ma non resisto lontano da te.
Un caloroso buonasera amici sportivi, benvenuti dal Pala Cosenza, dove tra pochissimi istanti inizierà il match tra la Pirossigeno Cosenza di Leo Tuoto e la Came Treviso di Silvio Rocia, gara valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A di futsal. I rossoblù, reduci dal successo di Viterbo appena 3 giorni fa nello scontro diretto salvezza, vogliono ottenere altri punti per allontanarsi il più possibile dalla zona rossa. Came Treviso che invece vuole ottenere il successo per avvicinarsi nuovamente alla zona playoff e soprattutto per non rischiare di trovarsi mischiata in discorsi più complicati nelle ultime giornate di campionato. Andiamo subito a leggere le formazioni, partendo dai rossoblù che ritrovano Pelesigno dopo la squalifica e fanno a meno di Carlitos. Rientra Poti dunque al suo posto. I due portieri sono Del Ferrari e Lambré, poi Adornato, appunto Poti, Capitan Marchio, Chilelli, Bavaresco, Paiuso, Bruno Petri, Pelesigno, Felipigno, Titon. Risponde invece la Came Dosson, anzi la Came Treviso, con Pietrangelo e Ditano che sono i due portieri, poi Belsito, Botosso, Turk, Del Gaudio, Sutton, Di Guida, Busnardo, Perasetta, Azzoni, Sacon. Questi sono i 12 scelti da Silvio Rocia per la trasferta calabrese. Came Dosson a quota 32 punti in classifica, più 6 sui rossoblù e con 2 posizioni di vantaggio, 11ª e 13ª rispettivamente la formazione trevigiana e quella cosentina. E andiamo subito a vedere quelli che sono i quintetti di partenza, perché da un lato si schierano Del Ferraro, Marchio, Poti, Titon e Bruno Petri. Risponde invece la Came Treviso con Pietrangelo, Sacon, Di Guida, Del Gaudio e Sutton. Questi sono i 5 scelti da coach Silvio Rocia, che fa a meno anche di Giappa Vieira per quest'oggi. Bomber della Came Treviso, in generale anche ex, non della Pirossigeno Cosenza, ma dell'allora Cosenza Futsal, che iniziò la Serie A 2015-2016. Giappa Vieira faceva parte di quella formazione che poi chiuse i battenti dopo sole 3 giornate disputate e che è restata solo un ricordo lontano. Questa formazione invece, la Pirossigeno Cosenza, è molto più che un ricordo, è pura concretezza e vuole cercare di ottenere la salvezza per confermare la Serie A anche nella prossima stagione. Primo pallone che verrà mosso dagli uomini di Silvio Rocia in completo bianco, con Pietrangelo in completo azzurro, calzettoni bianchi. Invece la Pirossigeno Cosenza, solita tenuta casalinga, maglia rosso-blu, calzettoni e calzoncini blu. Del Ferrari in completo viola. Tutto pronto per l'inizio del match, che arriva esattamente in questo momento. Fischio del direttore di gara, primo pallone a cercare Sacon che non va a buon fine, poi Titon vuole trovare Poti ma finisce col perdere il pallone. Sutton a battere l'out. Pallone in profondità a cercare Del Gaudio. Vola questa sfera, non riceve, rimessa al fondo. C'è Botosso nello starting 5 di Silvio Rocia. Poti verso Marchio. Ancora Poti, Del Gaudio in pressione, si va da Bruno Petri. Da questi a Marchio, Titon. Pallone uscito, lo vede il direttore di gara che a 2 passi da lì, rimessa laterale a favore della Came Treviso. Botosso, pallone tra le linee per Del Gaudio che si gira bene il calcio a sfera sul fondo. Primo squillo del match dopo 30 secondi da parte di Del Gaudio. Si era girato bene il numero 9, poi ha incrociato il mancino senza però creare particolari problemi a Del Ferraro. Bruno Petri adesso va da Titon, quindi Poti, ancora Titon, Bruno Petri. Poti a cercare ancora Titon. Marchio prova a riservirlo dentro, non è riuscito a tagliare coi tempi giusti. L'ex giocatore dello Sporting Paris. Sarà rimessa laterale a favore della formazione veneta. Botosso a battere, se la va a prendere Sacon, poi trova la deviazione di Bruno Petri. Titon mantiene il pallone in campo, Poti verso Bruno Petri, ancora Titon, tutto molto bello. Interviene poi il numero 89 in maglia bianca a chiudere Titon in fallo laterale. Pallone fuori a cercare e trovare Poti che calcia. Bruno Petri si trova il pallone in area di rigore e poi Pietrangelo deve respingere sul rimpallo. Squillo anche per la Pirossigeno Cosenza dopo 1-0-2.
con Pietrangelo che deve salvare. Pallone fuori, Titon calcia, trova la deviazione di Del Gaudio, pallone che termina direttamente in fallo laterale. Uno squillo a testa, pallone adesso in possesso dei padroni di casa. Titon prova a passare sull'auto di sinistra, su Botosso, ma non su Sacon. Marchio prova ad andare in profondità verso Bruno Petri, trova la deviazione di Sutton e la conseguente rimessa laterale a suo favore. Poti porta palla, poi gira verso Titon, sempre Botosso su di lui, sempre Titon che cerca l'1 contro 1 da quella zona. È nato il gol del definitivo 3-2 a Viterbo. Bruno Petri mette dentro per la deviazione di Titon, pallone che è terminato sul fondo senza la deviazione di Pietrangelo. È sveglia, è viva però la Pirossigeno Cosenza, che prova subito a rendersi maggiormente pericolosa dalle parti di Lorenzo Pietrangelo, portiere titolare della nostra nazionale ormai, visti i continui acciacchi fisici di Mammarella prima e Miarelli successivamente, anche se Miarelli ormai è scomparso dai radar del grande futsal da circa un annetto. Rimessa laterale a favore della formazione trevigiana, Sutton si occuperà della battuta. 18-15 a giocare, ancora 0-0 il punteggio. Del Gaudio vuole puntare, viene verso l'interno e non calcia col suo mancino. Poi serve Sacon, ancora Del Gaudio. Conclusione precisissima a fil di palo, a un passo dall'1-0 di nuovo la Came Treviso, sempre con il numero 9. Poti verso Titon, ancora Poti. Bruno Petri prova a girarsi, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia bianca, la rimessa laterale è sua. Titon vuole servire Marchio, Botosso su di lui, quindi Poti. Tra le linee c'è Bruno Petri, è partito Titon, prova a servirlo Poti, poi Marchio alza questa sfera che termina direttamente tra le mani di Pietrangelo. Rilancio lungo, Poti prima di Del Gaudio, blocca Del Ferraro. Scambiano Poti e Marchio, da questi a Bruno Petri. Si va di là a cercare e trovare il capitano. Sutton su di lui, Marchio in buca per Titon, la traversa del 91. Gran giocata del capitano, si è fatto trovare pronto Titon, che è stato fermato solo dal legno. 2-33, a un passo dal vantaggio la Pirossigeno Cosenza. Adesso Del Gaudio, doppia finta su Marchio, vuole liberare il mancino, lo prova, deviazione, blocca Del Ferraro. Pericolosissimo qui per il sodalizio rossoblu, con il solito Titon imbeccato a centro area, solissimo dopo una grande giocata di Marchio. Bruno Petri si è fermato, problema fisico per lui. Entra Chilelli, speriamo ovviamente non sia nulla di grave per il numero 12 che chiede il cambio a coach Tuoto. Entra Chilelli al suo posto, come già detto, rimessa laterale per la Came Treviso, che ovviamente restituirà il pallone rossoblu. Sacon infatti va da Del Ferraro. Ripresa delle operazioni al Pala Cosenza. Titon viene verso il centro, mette a terra un avversario, calcia! La gran parata di Lorenzo Pietrangelo. Ancora una volta però Jefferson Titon, protagonista nuovamente, il numero 91, che va ancora una volta a un passo dal gol dell'1-0. Pallone alzato, Titon verso Poti, conclusione, blocca Pietrangelo in due tempi. Del Gaudio, pallone girato verso Sutton, c'è fallo ai danni del numero 9, lo ravvisa il direttore di gara. Prima irregolarità del match commessa da Poti, calcio di punizione per la Came Treviso all'altezza dei propri 10 metri. Scambiano Botosso e Sutton, ancora Botosso, calcia col destro, pallone incrociato che termina sul fondo. Rinvio per Leonardo Del Ferraro, che serve Titon. Quindi Poti con deviazione di Del Gaudio. Sarà ancora rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza. Titon va da Del Ferraro, libero di portare il pallone in alto. La vuole tra le linee Titon, pallone
invece direzionata a Poti, imprecisa però la traiettoria cercata dal numero 24, anzi trovata dal numero 24, rimessa laterale già battuta per la formazione ospite. Del Gaudio anticipato nettamente da Marchio, Botosso arriva prima sulla seconda palla e calcia, deviazione di Del Ferraro, sarà corner, viva comunque anche la Kame Treviso. Pallone fuori ancora per Botosso, respinge Del Ferraro. Sutton da Sacon, il quale prova la conclusione. Praticamente da metà campo, voleva essere più che altro un invito. Ha trovato l'intervento determinante di Bruno Petri a liberare tutto. Rimessa laterale battuta ora da Sutton, perde il Gaudio che calcia ancora Bruno Petri a deviare. Titon prova a ripartire, si allunga troppo la sfera. Alla fine Del Gaudio con calma torna dal proprio estremo difensore. Troppo lungo il rilancio di Pietrangelo direttamente sul fondo. Del Ferraro accompagna la sfera con lo sguardo dentro Bavaresco al posto di Marchio. Del Ferraro a rimettere in gioco per Titon. Vuole l'1 contro 1 dal basso, trova la deviazione di Botosso. Non con la mano secondo il direttore di gara, rimessa laterale a favore del 91 che torna dietro da Poti. Bruno Petri si fa vedere tra le linee e scambiano i due. Poti parte. Poi l'ottima chiusura di Sutton solo per un attimo. Bruno Petri. Serve ancora Poti, il pallone gli rimane forse un po' dietro alla fine. Blocca Pietrangelo che va subito al rilancio lungo. Titon di testa in anticipo su Sacon, quindi Del Gaudio di tacco a cercare Botosso leggermente in anticipo su Poti. Sutton ha le qualità per provare l'1 contro 1, va sul mancino e calcio, trova la deviazione di Sacon. Ancora Sutton, nuovamente mancino, sfera che è terminata alta questa volta. Partita finora divertente in questi primi ormai 5 minuti, occasioni da ambo le parti, la più netta però capitata sui piedi di Titon che ha colpito la traversa. Pelesigno appena entrato, Bavaresco verso Bruno Petri, controlla e serve nuovamente Pelesigno, anticipato, insegue la sfera. Pietrangelo deve uscire come meglio può, mette in fallo laterale, rimessa che verrà battuta adesso da Felipigno, quindi Bavaresco, ancora Felipigno, Bava torna dietro da Del Ferraro. Felipigno ha cambiato già 3/4 del quartetto di movimento iniziale Leotuoto. Felipigno riceve e ha spazio per andare, viene fermato molto bene però da Sutton che poi se la porta fuori. Sarà rimessa laterale a favore della Kame Treviso che nel frattempo ha inserito Turk e Azzoni. È tornato anche Chilelli per quanto riguarda i rossoblù, servitore da Felipigno, la chiusura di Sacon in fallo laterale. Felipigno verso Chilelli, ancora Felipigno. Pelesigno. Felipigno in profondità a cercare Chilelli, Sacon lascia scorrere, rinvio dal fondo per Pietrangelo. Azzoni, cercato in profondità, non riesce a controllare, rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Felipigno. Ora Pelesigno nuovamente dal 22, si fa vedere Bavaresco che riceve in questo momento pressione della Kame Treviso. L'ultimo tocco di testa è quello di Sutton, rimessa laterale Pirossigeno Cosenza. Felipigno, pallone per Del Ferraro, ancora Chilelli, Felipigno.
riesce a servire Chilelli, poi Pelesigno, c'è un po' di spazio, viene verso il centro, prova la conclusione con la deviazione da parte di Matteo Sacon. Sarà corner nuovamente pericolosa la Pirossigeno Cosenza. Pallone dentro, c'è la chiusura di Giaccazzoni. Conclusione di Felipigno, ancora il numero 20 a respingere. Felipigno ritocca per Bavaresco che ha spazio e non ne approfitta. Quindi Chilelli dietro per Pelesigno, corpo troppo all'indietro. Conclusione che termina alta. Gran giocata ancora di Tiziano Chilelli. Entra di guida per quanto riguarda la Camere Treviso al posto di Sutton. Resta solo Sacon quindi del quartetto di movimento iniziale, servito proprio ora da Turk. Di guida in profondità a cercare Azzoni. Turk di testa verso Pietrangelo. La vuole Azzoni che effettivamente la gira di testa. Blocca del Ferraro. Pelesigno. Arriva Turk in pressione. Riesce ad andare molto bene la Felipigno che la lascia lì per Bavaresco. Spazio per il 10. Vuole convergere verso il centro. Doppio passo. Conclusione poi sul secondo palo. Pelesigno non riesce a metterla dentro. Occasionissima ancora per la Pirossigeno Cosenza. Dopo 7-0-7 ci ha provato Pelesigno. A un passo dal gol pure lui. Si riprenderà con il rinvio dal fondo per Pietrangelo. È entrato anche Pablo Benzito a rilevare Sacon. Di guida in profondità per il numero 2 che non può arrivare su questa sfera. Bavaresco a battere l'out. La vorrebbe corta Pelesigno, si va alla fine del Ferraro. Lo aspetta Azzoni, poi Chilelli. Troppo forte la sua iniziativa per Felipigno. Sarà rimessa laterale per la Camere Treviso. Turk a battere. La vorrebbe di guida vicino. Anzi Azzoni che va alla conclusione. Sfera sul fondo. Sembra giocare con il quadrato in questo momento la Camere Treviso e non con il rombo. Felipigno prova ad alzare la sfera per Pelesigno. Buon controllo di petto. Chiude tutto Turk. Bavaresco cerca e trova Chilelli, spalla alla porta, la ritocca per Bavaresco. Di guida protegge la rimessa laterale a suo favore. 12:22 da giocare, ancora 0-0 il punteggio qui al Pala Cosenza tra la Pirossigeno Cosenza e la Camere Treviso. In questo match valevole per la 25esima giornata, lo ricordiamo, del campionato di Serie A di futsal. Ora possesso per i rossoblù. Pelesigno nuovamente da Bavaresco che prende spazio in profondità, supera anche Turk, va alla conclusione, trova la deviazione di Benzito e poi ci prova Felipigno. Sfera che è terminata alta sopra la traversa, era comunque in traiettoria Pietrangelo. Recupera Felipigno, conclusione, deviazione di guida. Non serve l'intervento di Pietrangelo, tornato alla casa base dopo una stagione a Napoli, conclusa con l'eliminazione della scorsa stagione in semifinale scudetto contro i poi futuri campioni d'Italia della Fel di Eboli, che appena 10 giorni fa hanno impattato per 2-2 proprio qui al Pala Cosenza contro i ragazzi di Tuoto. Rimessa laterale adesso per gli ospiti. Turk prova a servire nuovamente di guida, recupera Pelesigno dopo un triplo rimpallo, quindi Bavaresco ancora da Pelesigno. Si torna dietro da Bavaresco. Nuovamente Pelesigno verso Chilelli. Pelesigno vuole il giro, servito Felipigno sulla stessa corsia. Prova a farsi largo tra le maglie avversarie. Alla fine Turk gli fa carambolare il pallone addosso. La rimessa laterale sarà a favore della formazione di Silvio Rocia.
cercato, trovato e servito Botosso, che prova ad andare di là, non l'ha rifatto, rimessa laterale. Scambiano Bavaresco e Felipigno, sale la pressione di Guida e Turk. Quindi pallone in profondità, Belsito molto prima di Chilelli. Poi Botosso, di Guida, Belsito. Ancora verso Turk. Si fa vedere Belsito. Servito, conclusione, pallone sul fondo. Ci ha provato anche Pablo Belsito. Conclusione che non è andata a buon fine. Scambiano Marchio e Bruno Petri. Pallone in profondità, termina sul fondo. Pronto alla battuta Pietrangelo che allontana la sfera. Fuori Felipigno e Pelesigno, dentro Poti e Titon. Erano già rientrati Marchio e Bruno Petri. Si è ristabilito quindi il quintetto iniziale, mentre dall'altra parte è rientrato solo Botosso. Mancano Sacon, Sutton e Azzoni. Del Ferraro lungo, Pietrangelo se la vede rimbalzare sul petto, quasi come se il pallone arrivasse all'ultimo. Grande rischio qui per l'estremo difensore della Came Treviso che si asciuga le mani. Sarà corner per i rossoblù. Pallone fuori per Bruno Petri, prova il piattone. Titon di testa non arriva, sfera sul fondo. Dicevo, è rientrato solo Botosso. Pronti a rientrare, presumibilmente a breve, Sacon, Sutton e Del Gaudio. Infatti vedete Sutton già in piedi davanti alla panchina di Silvio Rocia. Pietrangelo lancia lungo, blocca i confini della propria area di rigore del Ferraro, che mette subito in movimento Bruno Petri. Da questi a marchio ancora Bruno Petri per Poti. Titon si fa vedere, servito. Vuole partire da sinistra, va da Poti, Bruno Petri. Dentro per Titon, l'ottima chiusura di Botosso. Occhio alla controtransizione, conclusione del 7, respinge il 6. Respinge Marchio, fallo laterale per la Came. Riceve Pietrangelo, che poi va da Belsito. Voleva il movimento di Turk in parallela, non si sono capiti i due. Poti, pallone verso Marchio, quindi Titon messo a terra da Botosso. Falloso l'intervento, punizione per i rossoblù. Pronti a entrare Sacon e Sutton al posto rispettivamente di Guida. Anzi, Sutton entra per Di Guida, vedremo Sacon al posto di chi rientrerà, ma presumibilmente per Belsito. Poti da Marchio, quindi Bruno Petri. Finisce a terra, rimessa dal fondo. Superata la prima metà della prima frazione, ancora a reti bianche il punteggio. Sutton da Turk, quindi Botosso, ancora Turk. A terra Botosso, falloso l'intervento di Marchio, punizione. Eccolo l'ingresso di Sacon al posto di Pablo Belsito. Turk, pallone per Sutton. Sacon in profondità a cercare Belsito, anzi Botosso, pardon, chiede scusa il numero 7. Rinvio dal fondo, meglio, pallone già rimesso in gioco dal Ferraro. Poti prova a servire Titon sulla stessa, deve tagliare tutto il campo. Impresa impossibile, rimessa laterale Came. Turk, pallone per Sacon, quindi Botosso, ancora Turk. Scambiano i due ripetutamente. Taglia Sacon che viene servito in profondità, calcia, pallone di poco sul fondo. Ci ha provato Mateusz Sacon, occasione per la Came al minuto numero 10 e 50 secondi. Poti va da Titon, vuole puntare Sacon che ormai l'ha preso a uomo, passa Titon.
Pallone respinto alla retroguardia, non è finita, sale Del Ferraro, che poi ragione va da Bruno Petri. Sulla stessa c'è Poti, eppure Marchio, lato debole solo per Titon, che vuole puntare ancora. Sutton non lo salta però, occhio al contropiede avviato al 10 che serve in profondità Turk, grande chiusura e scivolata di Poti. Abbiamo visto come si alternino l'89 e il 10 della Kame Treviso in marcatura su Titon. Potrebbe essere anche una partita nella partita, una sfida nella sfida, quella tra Titon e Sacon, considerando che il numero 89 è il miglior difendente della Kame Treviso. Silvio Rocia credo gli abbia ordinato di prendersi a uomo il miglior offendente invece nella Pirossigeno Cosenza, quale Jefferson Titon. Nel frattempo rientra Del Gaudio al posto di Botosso, resta in campo Teo Turk. Bruno Petri, pallone per Poti, quindi Marchio, ancora Poti. Titon verso Bruno che perde un pallone sanguinosissimo in area di rigore, poi fortunatamente riesce a proteggere la rimessa laterale perché Del Gaudio non ne approfitta. Rischio per la Pirossigeno Cosenza che comunque ne esce indenne. Bruno Petri da Poti, quindi Del Ferraro ha spazio di azione, serve Marchio che la controlla di testa. Turk poi arriva sulla sfera, preferisce ragionare. Sutton, il croato vuole puntare Marchio, arriva il blocco di Turk. Sutton calcia, la respinta di Del Ferraro, troppo spazio qui per il numero 10 che sicuramente non va pregato, e infatti è andato subito alla conclusione, trovando però la respinta di Del Ferraro. Rimessa laterale Kame Treviso che sta alzando i giri del motore negli ultimi minuti. Sacon a terra, falloso l'intervento di Marchio, punizione Kame Treviso. Occasione importante qui per la Kame. Siamo ai 9 metri circa. Sutton sulla sfera, due uomini in barriera per Del Ferraro. Sutton pronto a calciare, va il croato che scarica su Sacon. C'è l'intervento di Del Ferraro forse con la faccia e effettivamente così sarà corner per la Kame Treviso. Ha salvato un gol qui però il numero 24 con l'occhio a quanto sembra. Del Ferraro rimette rapidamente in gioco per Titon, dentro c'è Poti, arriva la chiusura però qui da parte di Sutton che poi incespica con Pietrangelo. Titon calcia sul fondo, occasionissima qui per il rossoblu, un passo dall'1-0, errore non da Titon però in questo caso da parte del numero 91. Si è ripreso a giocare Sutton, pallone verso Turk, cerca un compagno, lo trova in Sacon, anzi Sutton prova a imbucare, trova deviazione di Poti e si tiene stretto l'out. Del Gaudio verso Teo Turk, vuole puntare Titon, lo fa e calcia, pallone di poco sul fondo, senza deviazione, a un passo dall'1-0 qui Turk. Del Ferraro serve Bruno Petri, quindi Marchio, ancora Felipigno, pressato fallosamente da Del Gaudio, fischia il direttore di gara, seconda infrazione per i trevigiani, 3 ne hanno commesse invece i lupi.
Scambiano Bruno Petri e Felipigno. Ancora Bruno. Quindi Titon. Vuole puntare Turk questa volta a lati inversi. Felipigno anticipato da Del Gaudio che lo disturba e non tocca per ultimo. Rimessa laterale Kame. Turk. Scambia con Sutton, che poi viene chiuso da Titon. Del Ferraro blocca. Felipigno. Verso Marchio c'è l'anticipo di Turk che calcia. Trova la deviazione. Trova il fallo laterale. Pronto a entrare di guida per la Kame. Sutton torna dietro da Pietrangelo. Quindi Del Gaudio tallonato regolarmente da Marchio. Va da Turk, il quale serve perfettamente Sutton. Fermato solo per un attimo da Felipigno. Turk deve ricominciare la Kame. Vuole la rotazione il numero 8. Del Gaudio verso Sacon. Ancora Del Gaudio. Sacon. C'è il recupero di Bruno Petri. Quindi Felipigno fermato bene da Sutton, che poi si schianta anche su Titon. Lascia il campo a Di Guida. Bavaresco. La riceve Bruno Petri. La scambiano i due. Ancora Bruno. Ha un po' di spazio centralmente. Torna da Bavaresco. Quindi Titon sull'8 di sinistra. Vuole puntare Di Guida. Torna dietro da Bruno Petri, che la mette sul mancino e calcia. Trova la parata con il piedone da parte di Pietrangelo. Attento in questa circostanza. Titon prova a passare. Fermato, quindi Turk. Ancora recupero da parte di Titon. Occhio perché può andare il 91. Serve male Felipigno. Del Gaudio però tocca la rimessa laterale e rosso-blu. Fischiato però contro fallo. O comunque cambio palla. È rientrato nel frattempo Tiziano Chilelli. Del Ferraro esce molto bene. Rimessa Kame. Di Guida a battere. Ultimi 5 del primo tempo iniziati proprio in questo momento. Ancora reti bianche tra Pirossigeno, Cosenza e Kame Treviso. Del Gaudio non controlla l'invito di Sacon. Sarà rimessa laterale. Pelesigno. Va da Bavaresco. Quindi Felipigno verso Chilelli. Bavaresco da Pelesigno. A terra sull'intervento di Botosso. Tutto regolare per il direttore di gara. Quindi Del Gaudio. Vuole puntare Felipigno. Poi scarica su Botosso. Cerca e trova Sacon. Spalla alla porta di tacco. In due tempi del Ferraro blocca. Felipigno per Bavaresco. Quindi Chilelli. Ora Felipigno, un po' di spazio il 22. Se lo prende per calciare, anzi finta. Bavaresco nuovamente imbucata. Chiude molto bene Sacon. Ne aveva approfittato alla grande Felipigno per cercare di creare la superiorità numerica nel frattempo. Ancora il 22 senza deviazione. Sfera sul fondo. Dicevo, ne aveva approfittato per cercare la superiorità numerica. Pallone che poi è terminato in corner. Pietrangelo. È rientrato Benzito nel frattempo. Servitora da Di Guida. Botosso. Ancora Benzito. Di Guida. Del Gaudio verso Benzito. Botosso, Del Gaudio, Botosso, Benzito. Di Guida prova il lancio, trova la chiusura di Bavaresco.
Conclusione che trova la respinta di Del Ferraro, sfera che è terminata fuori. Ci aveva provato Botosso. Pallone fuori per Botosso, sfera che è terminata alta, rimette subito in gioco Del Ferraro per Pelesigno, servito Felipigno. Pallone che termina sugli spalti, rimessa laterale a favore della Came Treviso. Conclusione di Del Gaudio, respinta ancora out. Stesso tentativo, stessa sorte. Guadagna qualche metro però la formazione trevigiana. Pallone fuori per Botosso. Fermato bene, poi Bezzito. Verso di guida, Botosso. Ancora Bezzito, anticipato da Pelesigno, che poi a tu per tu con Pietrangelo calcia alto. Regalo qui dalla Came Treviso. Lo sfrutta Pelesigno, si resta 0-0. A un passo dal vantaggio i rossoblù, rientra Giaccazzoni al posto di Del Gaudio. Chilelli intercetta su di guida, poi Pietrangelo lungo. Direttamente dalle parti di Del Ferraro. Bavaresco per Felipigno. Quindi Chilelli prova l'imbucata a cercare Bavaresco. Pallone che non arriva a destinazione. Rimessa laterale in favore della Came. Di guida da Bezzito, quindi Botosso. Vuole puntare in 1 contro 1, subisce fallo da Felipigno. È il quarto di squadra per il rossoblù. Chiede subito scusa il 22, ex Ecositi Genzano. Bezzito scambia con Botosso, poi vuole andare in profondità, cerca e trova Azzoni con deviazione, si accontenta del corner il numero 20. Time out chiesto però da Silvio Rocia per ridisegnare qualcosina in virtù di questo calcio d'angolo. 2:35 all'intervallo, ancora 0-0 il parziale qui al Pala Cosenza. È terminato il minuto di pausa. Al Pala Cosenza si riprende a giocare con Pirossigeno, Cosenza e Camerosson. Came Treviso fermi ancora sullo 0-0. Botosso, conclusione ribattuta da Bavaresco, l'ultimo tocco è suo, inteso del numero 7. La rimessa laterale quindi è rossoblù. Pelesigno prova a cercare Chilelli, pallone che resta in campo, lo mantiene molto bene Pelesigno.
che poi con la Veronica si libera dall'altro lato. Vuole puntare Benzito che intercetta molto bene, passa nuovamente sull'ex Fortitudo Pomezia, recupera Bavaresco, serie di suolate, alla fine recupera la sfera anche Botosso. Fase confusa del match, Pelesigno lo chiude con fallo, quinta infrazione per i rossoblù a 2 minuti e 10 dall'intervallo. Pronto a entrare Sutton, Benzito per Di Guida, ancora Benzito, Azzoni, Di Guida a cercare Azzoni, sponda di testa, Bavaresco protegge l'uscita di Del Ferraro, Chilelli a proteggere la sfera, ora Pelesigno, Felippigno non controlla, pronti a rientrare in campo Sutton e Del Gaudio, presumo per Botosso e Benzito, ma non ne sono sicuro. Benzito, pallone verso Di Guida, ancora Benzito, Azzoni, Benzito, Di Guida, prova a lanciare, marchio di testa, poi Botosso torna dietro da Benzito, 1:20 all'intervallo. Botosso cerca e trova Azzoni, intercetta però Pelesigno, Di Guida, Botosso vuole puntare, Felippigno viene verso il centro ma non calcia, ancora Botosso, va da Benzito, scambiano i due, Azzoni, Kame che sta facendo passare questi ormai 50 secondi restanti, ma che è almeno da 1 minuto e mezzo col pallone tra i piedi. Marchio controlla la sfera e calcia, trova la figura di Di Guida che lascia il posto a Sutton, poi Botosso lo lascia Del Gaudio. Pronti anche Sacon per Benzito perché c'è il time out di Leo Tuoto e forse pure Turca al posto di Azzoni, ma è difficile da pensarlo. Sta di fatto che mancano poco meno di 50 secondi all'intervallo, time out chiesto da coach Leo Tuoto. 0-0 ancora il punteggio tra Pirossigeno Cosenza e Kame Treviso qui al Pala Cosenza. Si riprende a giocare al Pala Cosenza con la Pirossigeno in possesso. Titon calcia tra le braccia di Pietrangelo che blocca la sfera. Sutton, pallone di là per Del Gaudio, l'intervento di Del Ferraro a salvare il risultato. Rimessa laterale a favore della Kame. Pallone dentro di Sutton per Sacon, anticipato alla retroguardia, quindi Titon verso Marchio, in porta Marchio, trova la parata da parte di Pietrangelo, si arrabbia con se stesso il capitano dei rossoblù, che però a 25 secondi dall'intervallo ha avuto l'occasione in contropiede per portare in vantaggio la formazione cosentina. Si riprenderà con il corner a favore dei ragazzi di Tuoto, respinge Pietrangelo, nuovamente corner. Pallone alzato per Titon, in due tempi Pietrangelo, che poi va a lungo, forse troppo per Del Gaudio, effettivamente così. Del Ferraro, serve Titon che scende, occhio perché ha spazio per puntare e non glielo si può lasciare. Marchio, di là per Bruno Petri, 6 secondi, Bruno Petri per Poti, pallone impreciso.
Rinvio al fondo per Pietrangelo, mancano 3 secondi al termine del primo tempo, anzi rimessa laterale. Lascerà scorrere il cronometro la Came Treviso, si va dunque negli spogliatoi con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Pirossigeno Cosenza che era partita meglio, Came Treviso che invece è uscita dalla distanza anche con molto possesso palla, anche se poco concreta, le occasioni più grandi invece le ha avute il roster di Leo Tuoto. È tutto per il momento, amici sportivi, a tra poco per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Came Treviso. Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jeweler really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it wasn't news. Sunset. Surrender, retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us for weak. Surrender, retreat, we all in too deep. Plan for keeps, don't play us for weak. This shit way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I said the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I got her open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. So and said, shorty face, Tommy out the blue. So and said, Plan for keeps, so and said, motherfucker, so and said. don't play us for weak. Astro. Yeah, yeah. Hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. Niggas think it's sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my ice, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, you not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shaq. See the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. I be spinning valley circle blocks till I'm busy. Like where is he? No one seen him. I'm tryna clean him. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, 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 like a light. Yeah, Pastor Dawson Shelly sending texts, ain't sending kites. Yeah, he say keep that on like I say, you know
shook, yeah. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause
Rieccoci tornati, amici sportivi, dal Pala Cosenza. È iniziato il secondo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Came Treviso. Quintetti di partenza: da un lato Del Ferraro, Marchio, Felipigno, Bruno Petri e Titon. Dall'altra parte invece Pietrangelo, Sacon, che nel frattempo va alla conclusione, Sutton, Botosso e Del Gaudio. C'è punizione a favore della Pirossigeno Cosenza nel frattempo. Anzi, il direttore di gara sta scodellando il pallone. Non ne capisco bene le ragioni, però si continua a giocare. Felipigno prova a imbucare, cerca e trova Bruno Petri. Pallone dentro per Titon, che non arriva, ingannato anche dalla deviazione di Botosso. Primo squillo della ripresa, però affirma Pirossigeno Cosenza, affirma Jefferson Titon. Del Gaudio tallonato da Marchio, torna dietro da Sacon. Sutton, Pietrangelo verso Botosso, esce bene alla pressione la Came, ancora Botosso, fermato da dietro poi da Titon. Del Ferraro evita il corner e mette il pallone sul petto di Felipigno. Subisce fallo da Sutton, calcio di punizione per la Pirossigeno Cosenza. Titon sul punto di battuta, calcia di punta, sfera sul fondo, ancora pericoloso Jefferson Titon. Nel frattempo servito Botosso, siamo già all'altra parte. Botosso sterza, regolare l'intervento, quindi Felipigno, serve Titon, ha spazio a destra, viene verso il centro, lo ferma molto bene Sutton, contro transizione della Came, Marchio prima di Botosso, molto bene qui il capitano rossoblù. Felipigno poi lancia sul corpo del 7, intercetta del Ferraro, che lancia subito in profondità. Sacon ad anticipare Bruno Petri, quindi Botosso, partita che continua a confermarsi a ritmi alti. Calcia Sutton, deviazione corner, ci aveva provato anche Botosso. Sutton l'alza per Del Gaudio, che appoggia, blocca del Ferraro, la conclusione dell'ex pivot del Città di Mestre. Poi pallone troppo lungo per Capitan Marchio, si riprende con il rinvio dal fondo per Lorenzo Pietrangelo. La spizza e basta di testa del Gaudio, nuovamente del Ferraro, questa volta corto da Titon per Marchio, ancora Titon. Bruno Petri, Marchio attende Felipigno che arriva. Titon di là per Felipigno, va verso il destro, l'ultimo tocco è il suo, inciampando sulla sfera, rimessa laterale Came. Sutton in battuta. Cercato e trovato Del Gaudio, che ha superato anche bene Titon, il quale però è rientrato. Ora lo punta, Del Gaudio doppia finta, terra tutto regolare. Felipigno, serve Bruno Petri, ostacolato per un attimo, vince il rimpallo. Poi serve Felipigno, gran chiusura di Sacon, solo momentanea. Quindi Marchio, finta davanti a Pietrangelo, poi Felipigno, la parata di Pietrangelo in contromovimento. Grande intervento del portiere della nazionale. Pallone fuori ancora per Felipigno, sfera sul fondo. Turk appena rientrato al posto di Botosso. Pallone a cercare uno tra Sacon e Del Gaudio, non si sono capiti i tre. Rimessa laterale Pirossigeno Cosenza.
Hanno scambiato Felippini e Bruno Petri. In profondità viene servito Marchio, tu per tu con Pietrangelo, colpisce il palo, secondo legno di giornata per la Pirossigeno Cosenza. Dopo Titon anche Marchio si infrange sul montante. Aveva trovato lo spazio il capitano rossoblù per far passare la sfera sopra la spalla di Pietrangelo, pallone che poi ha colpito il palo del Ferraro di testa prima di Turk, rimessa laterale Kame. Sutton da Sacon, quindi Turk, ancora Sacon, Turk, punta Titon, va sull'esterno, finta la conclusione, poi la mette dentro, pallone che era già uscito, rinvio al fondo del Ferraro, subito a cercare di trovare Titon, passa molto bene, Titon, ancora la parata di Pietrangelo. Ci ha provato in contropiede la Pirossigeno Cosenza con il proprio numero 91, che ha trovato però l'opposizione del numero 1 della Kame. Bruno Petri calcia, pallone che termina alto senza deviazione di Pietrangelo, rinvio al fondo. Pietrangelo per Sutton. Nel frattempo è entrato anche Giaccazzoni. Turk non trova deviazione, rimessa laterale Kame, anzi Pirossigeno Cosenza, pardon. Titon sul punto di battuta. Bruno Petri ha il problema di trovarsi in una zona complicata di campo, l'ultimo tocca il suo, la rimessa è della Kame, guadagna con questa pressione Azzoni. Turk la tocca per Sacon sul secondo palo, non può arrivare il 20, rinvio al fondo, anzi rimessa laterale, no, fondo. Pelesini al posto di Titon, sarà il rinvio dal fondo. Poti doveva essere servito, ma invece la sfera è arrivata a Bavaresco che prova a imbucarla, chiude Turk in fallo laterale, allontanando l'ondata della Pirossigeno. Bavaresco verso Poti, quindi Bruno Petri. Poti Penesigno per Poti, ora del Ferraro, preciso a cercare il petto del 4. Poti punta, viene sul mancino, gran chiusura da parte di Azzoni, poi se la allunga Sacon a tu per tu con del Ferraro, Sacon, pallone che è terminato fuori. Rientra anche Chilelli, c'è stata deviazione, quindi sarà corner in favore della Kame Treviso. Sacon calcia, deviazione di Poti, poi Pelesigno, 3 contro 3, Pelesigno viene centralmente, conclusione respinta da Azzoni. Rientra pure Benzito al posto di Sacon. Poti, Bavaresco rischia di perderla alla fine Chilelli solo per un attimo, quindi Turk, pressione altissima di Pelesigno, Azzoni in profondità, Poti controlla, tiene il pallone in campo, anzi no, secondo il direttore di gara. È entrato anche Di Guida al posto di Sutton. Secondo quintetto quindi in campo per la Kame Treviso. Turk, pallone per Di Guida, quindi Benzito verso Azzoni, ancora Turk, viene verso il centro, poi Di Guida, controllo e conclusione, devia Chilelli. Poti, ancora Chilelli, nuovamente per Poti, arriva prima Benzito, rimpallo vinto dal numero 4. Chilelli torna dietro dal Ferraro per mettere un po' d'ordine, quindi Bavaresco molto bene verso Chilelli, gli applausi del Palacosenza per lui. Poti, ancora Gustavo Bavaresco,
Belsito a intervenire, Azzoni verso Turk. Sul mancino, conclusione, respinge del Attenzione, Ferraro. comunicazione di servizio, c'è da spostare urgentemente una banda bianca targata Genova-Livorno 505 Jolly Roma. Ripetiamo, c'è da spostare urgentemente una panda bianca targata GL 505 JR per motivi di sicurezza. Grazie. Conclusione di Azzoni, respinta da Pelesigno. Scambiano Azzoni e Turk. Si va da Pablo Belsito, quindi di guida. Ancora Turk. Rischia sulla pressione di Pelesigno che recupera la sfera. Uscita di Pietrangelo, regolare per il direttore di gara. A terra Pelesigno, rimessa laterale rosso-blu. Si è fatto male qui il 18. Ha rischiato però Turk. Lo rivediamo sulla pressione di Pelesigno che gli tocca il pallone. Attento Pietrangelo a uscire con i tempi giusti e a evitare ulteriori guai. Poti per Bavaresco. Ora Chilelli. Bavaresco sul mancino, secondo palo a cercare Poti che la spinge in rete con il corpo. È 1-0 per la Pirossigeno Cosenza. Invenzione di Bavaresco, raffinatura di Poti. È in vantaggio il roster di coach Leo Tuoto con il gol del numero 4. 1-0 Gol della Pirossigeno Cosenza. Ha segnato con il numero 4 Aleandro Poti. Aleandro Iamolupi. Si riprende dunque a giocare con la Pirossigeno Cosenza in vantaggio di un gol, quello realizzato da Poti, che adesso torna dietro dal Ferraro. Si è sbloccato dunque il match del Pala Cosenza. Azzoni di là, c'è il recupero di Poti, quindi Bavaresco, transizione pericolosa dei rossoblu, grandissima parata di Lorenzo Pietrangelo su Pelesigno, intervento strepitoso del portiere della nazionale a un passo dal raddoppio. Qui la Pirossigeno Cosenza. Si sposta rapidamente sul secondo palo e trova una gran parata qui Pietrangelo. Si riprende a giocare con il possesso per la Came. Sutton da Turk. Belsito. La vorrebbe Paco del Gaudio in profondità. Si va da Sutton, eccolo servito del Gaudio. Chiude bene Pelesigno. Blocca del Ferraro. Ora Poti da Bavaresco. Direttamente in fallo laterale per evitare guai sulla pressione di Del Gaudio. È rientrato anche Matteo Saccon. Pallone fuori per Azzoni, anzi Del Gaudio che calcia altissimo. Del Ferraro, rinvio subito in profondità a cercare Chilelli, a trovare l'anticipo di Sutton. Poti, pallone per Del Ferraro, che poi calcio verso la porta, ancora mette in difficoltà il collega. Deve respingere in corner qui Pietrangelo. Poti fuori da Pelesigno. Vuole puntare Del Gaudio, che gli tocca il pallone solo per un attimo. Ancora Pelesigno, la protegge molto bene. Subisce fallo quando in realtà era passato. Chiede scusa Del Gaudio.
non accettate da Pelesigno qui. Non se lo mandano a dire due. Dentro Felipigno per Poti, dentro Bruno Petri proprio per Pelesigno. Marchio. Pallone verso Felipigno. La voleva sulla diagonale Chilelli. L'ha ricevuto in parallela. Entra Pelesigno nuovamente al suo posto. Sacon. Pallone verso Turk. Del Gaudio tallonato da Marchio. Turk. Sutton. Sacon. Turk. Sutton. E questa volta c'è il giallo per Pelesigno che se l'è risparmiato prima. Non sicuramente adesso. Primo ammonito del match. Diventa il primo giocatore sul taccuino dei cattivi. Pelesigno Mazzoleni. È rientrato in campo Botosso al posto di Turk. Si è ristabilito il quartetto iniziale per la Came Treviso. Sacon verso Sutton. Ancora Sacon. La protegge del Gaudio. Poi Sacon se la allunga troppo. De Ferraro rinvia lunghissimo. Lascia scorrere Pietrangelo, che recupera la sfera e la rimette in gioco verso Sutton. Cerca e trova del Gaudio. Ancora Sutton. Del Gaudio verso Sacon. Ora Sutton. Sutton su un secondo palo a cercare del Gaudio. C'era Marchio davanti, vorrebbe il rigore qui del Gaudio, che invece rimedia un cartellino giallo. Secondo del match. De Ferraro verso Bruno Petri, quindi Felipigno. Perde la sfera, ora Sacon da Del Gaudio. Ora Sutton, pallonetto. Del Ferraro in due tempi, poi Sutton gliela porta via. Del Gaudio chiude benissimo Bruno Petri. Non è finita, Sutton calcia. Ora Sacon da fuori, blocca Del Ferraro. Ne esce benissimo la Pirossigeno Cosenza. Poi pallone lungo per Pelesigno, interviene Botosso. Sacon rischia l'autogol. Pietrangelo non può fare altro che toglierla alla porta e metterla in corner. Dentro Titon per Pelesigno. Pirossigeno Cosenza che ha rischiato ma ne è uscita bene da questa circostanza. Bruno Petri per Titon che calcia sulla figura di Sacon. Titon riceve e va da Bruno Petri. Poi ancora Titon prova la conclusione fuori equilibrio, ribattuta. Sutton, pallone verso Botosso, chiude bene Felipigno, fallo laterale Came. Sacon verso Sutton. Ancora Matteo Sacon. Del Gaudio cerca Botosso, trova Felipigno, quindi Titon può ripartire. Aspetta l'arrivo di Marchio, poi lo serve in profondità. Marchio col destro, senza deviazione, sarà rimessa laterale Came. Sacon per Botosso, quindi Del Gaudio. Sacon, Sutton. Scambiano i due, Sacon mandato in profondità. Bruno Petri protegge alla perfezione il rinvio dal fondo. Del Ferraro rinvia lunghissimo, non arriva Sutton, che comunque aveva le spalle libere. Rinvio dal fondo, Pietrangelo verso Botosso. È entrato anche di guida Sacon a cercare Botosso, trova deviazione di Titon e rinvio dal fondo di Pietrangelo. Sacon
anzi Sutton passa molto bene su Bruno Petri, c'è Sacon di là, Sutton invece preferisce andare da Di Guida, poi Sutton al limite, Sutton, la grandissima parata di Del Ferraro sul croato, evita il gol dell'1-1. Pallone fuori per Botosso, quindi Di Guida, ancora Botosso, chiude Titon, non è finita, Di Guida, palo, poi Sacon fin dalla conclusione della prova, sfera che termina alta. A un passo qui la Kame dal pareggio. Prima con Botosso, poi con Sacon. Parte Sutton che serve dentro Sacon, spalla alla porta, chiude bene Titon, l'ultimo tocco è il suo. Pronto a rientrare in campo Chilelli, pallone fuori verso Sutton. Vuole il lato debole per lui, calcia Sutton, pallone sul fondo. Vuole mettersi in proprio qui il 10, time out chiesto da coach Leo Tuoto nel frattempo. A 9:42 dalla sirena finale. Col punteggio fermo sull'1-0 per la Pirossigeno Cosenza grazie al gol di Poti. Tutto pronto dunque per la ripresa delle operazioni sul parquet del Pala Cosenza. 9:42 alla sirena, 1-0 per i rossoblù grazie al gol realizzato qualche minuto fa da Poti sull'invenzione di Bavaresco. Rinvio dal fondo adesso, Pietrangelo a servire Belsito, quindi Botosso, Sacon, Belsito, Sutton, ora Sacon, Belsito, calcio addosso a Chilelli. Bavaresco qua sbaglia, chiede scusa, altro corner per la Kame. Sutton dentro per Belsito, la grande parata di Del Ferraro in anticipo, poi Belsito mette a terra Bavaresco, cartellino giallo perché ferma una chiara azione di contropiede Pablo Belsito. Terzo ammonito del match dopo Pelesigno e Del Gaudio.
Si riprende col calcio di punizione. 3 falli per la Kame, 1 per la Pirossigeno Cosenza. Chilelli verso Poti, quindi Titon vuole puntare a sinistra. Adesso Poti cerca Chilelli a metà strada. L'ex Napoli e Lazio aveva già tagliato. Rimessa laterale Kame. Belsito lungo. Bavaresco lascia scorrere. Rimessa rosso-blu. Poti, pallone per Del Ferraro. Porta palla lui. Poi serve Poti e torna in porta. Bavaresco. Da Chilelli che la tiene sotto la suola. Titon. Serve bene Bavaresco. Doppia finta. Gran parata di Pietrangelo qui sul 10. Sarà corner. Corner che verrà battuto adesso. Poti sul secondo a cercare Titon. Trova deviazione. Trova anche il fallo laterale. Poti verso Bavaresco. Ancora Poti servito bene. Inciampa sul pallone. Non riesce a mettere in mezzo per Chilelli. Si riprenderà con il rinvio dal fondo per Pietrangelo, che va a lungo da Botosso. Troppo lungo. Pallone restituito al collega. Bavaresco verso Titon. Punta dal basso. Tunnel ai danni di Sutton, che viene ammonito. Quarto ammonito al match. Giocatore qui però di Jefferson Titon. Chilelli, pallone per Bavaresco. Quindi Poti, prestato da Sutton, non riesce a servire Chilelli. Belsito e Turk scambiano, quindi Sutton. Ancora Belsito. Turk intercetta Bavaresco. Ora Poti, pallone sul fondo. Rimessa laterale Kame. Scambiano Turk e Sutton. Ancora Sutton. Sakon. Torna al numero 8, che serve Belsito. Sakon non arriva a regolare l'intervento di Bavaresco, quindi Titon prova ad andare in contropiede. Titon ne salta 2. Titon a un passo dal gol personale. Jefferson Titon a 7:46 dal termine. Ci ha provato nuovamente il giocatore in maglia numero 91, che è andato a un passo qui dal gol del 2-0 con questa azione personale. Qui invece si mette tra Turk e il pallone e protegge la rimessa. Marchio da Poti. Quindi Marchio perde il Ferraro, ha spazio per andare. Serve Titon, lo fa male. Turk chiude in fallo laterale. Marchio, pallone per Titon che calcia di punta subito senza neanche controllare la sfera. Intercetta di guida. Ancora Titon, fuori da Marchio. Del Ferraro ora. Lancio per Marchio che rischia di diventare un tiro. Lascia scorrere Pietrangelo. Titon passa molto bene su Turk, poi serve Marchio. Superiorità numerica rosso-blu, pallone dentro per Titon, chiude Belsito molto bene. La voleva Chilelli al limite.
Poti per Del Ferraro. Quindi Poti. Ancora da Titon che si gira. Trova deviazione, trova corner. Marchio riceve il calcio, sfera sul fondo. Pietrangelo pronto a rimettere in gioco. Turk. Pallone a cercare di trovare di guida. Ancora Turk. Si fa vedere Belsito, servito. Del Gaudio la protegge. Bene su Marchio. Poi serve Turk. L'ultimo tocco è il suo. Rimessa laterale per Ossigeno. 6:36 alla Sirena. Ancora 1-0 il punteggio. Poti. Pallone impreciso per Chilelli. Rinvio al fondo. Di guida. Marchio bene su Del Gaudio. Fallo laterale Kame. Attenzione perché c'è il portiere di movimento per la Kame. Entra Sacon in maglia azzurra al posto di Pietrangelo. Sutton a impostare. Turk in prima linea con l'89. Poi di guida Del Gaudio in profondità. Sutton. Turk. Poco più di 6 minuti quindi per la Kame col power play. Di guida Sutton, di guida, ancora Sutton. Abbozzo di piramide spagnola con lato forte a sinistra. Sacon. Sutton. Verso Del Gaudio che cicca la conclusione. Rimette subito in gioco Del Ferraro. A cercare Poti. Poi pallone che termina in fallo laterale. A favore della Kame entra Bavaresco per Titon. E anche Pellisigno per Marchio. Sacon verso Sutton. Quindi Del Gaudio, Sutton. Scambiano i tre. Questa volta Turk parte più profondo di Del Gaudio. Sacon. Sutton, Del Gaudio. A caccia di spazi la Kame. Sacon. Sutton. Scambiano i due. Sale la pressione di Petri e Poti. Alla fine Sutton va da Turk, quindi di guida. Occhio perché si è liberato spazio qui per la Kame. Pallone verso Sacon. Dentro! Per Del Gaudio che va un passo dall'1-1 a 5:14 dalla Sirena di fine partita. Tutto regolare, si continua a giocare. Del Gaudio. Sacon. Sutton. Ancora Sacon verso Sutton. Servito di guida, pallone che è uscito, rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Dentro Marchio, dentro Titon. Ora Titon riceve calcia, la parata di Pietrangelo. Ancora una volta pericoloso Jefferson Titon. Marchio. Pallone per Felipigno, quindi Titon, ancora Felipigno. Del Ferraro da Felipigno. Dentro per Marchio, chiuso. Poi Titon al limite, ancora Pietrangelo. È volato l'estremo difensore della nazionale. Ancora una volta per fermare Jefferson Titon. Nuovamente vicino al raddoppio la Pirossigeno Cosenza. Qui Pietrangelo blocca, non serve Del Gaudio, ma va a lungo da Sacon. Anzi da Sutton. Ci prova di testa, poi allontana Titon. E rientrano Pellisigno, Bavaresco e Poti, perché di là rientra Sacon con la maglia azzurra. 4:18 al termine, power play Kame ancora. Sacon da Sutton. Ripetuti scambi tra i due. Sutton. Del Gaudio lascia scorrere per Turk. Ora Del Gaudio. Quindi Sutton. Sacon calcia addosso a Bavaresco. Ancora si torna dietro da Sutton. Vuole la rotazione in senso antiorario il numero 10. Sacon.
Pallone per Di Guida, quindi Sutton dentro sul secondo palo a cercare di trovare Paco Del Gaudio che fa 1-1. Ha voluto la giocata Sutton, l'ha chiamata fin dai primi istanti. Pareggia la Came Dosson, anzi la Came Treviso, con il gol di Del Gaudio. 1-1 a 3:46 alla sirena. Per la Came Treviso ha segnato il numero 9 Del Gaudio. Vedremo adesso quale sarà la forza di reazione della Pirossigeno Cosenza. Vedremo se la Came oserà ancora col power play o ci proverà Leo Tuoto. Felipigno mandato in porta a Chilelli, prova a saltare Pietrangelo che lo ferma alla grandissima. L'estremo difensore della nazionale si distende perfettamente a terra, poi allontana Turk direttamente dalle parti del Ferraro che è pronto a rimettere in gioco. Lo fa per Felipigno. Marchio, ancora Felipigno verso Chilelli, gliela tocca nuovamente il numero 9, questa volta pallone che termina fuori. Rientra Sacon senza maglia da power play al posto di Del Gaudio. Marchio prima di Botosso, l'ultimo tocco però dovrebbe essere il 7, la rimessa infatti è rosso-blu. Felipigno da Marchio, ancora Felipigno con deviazione, anzi senza deviazione di Sacon, rimessa laterale, bel sito, pallone per Turk. Sacon in buca ancora per Turk, gran chiusura di Marchio, anzi di Titon, in anticipo pure su Del Ferraro, sarà corner. Turk dentro per Belsito, carambola tra Del Ferraro e Felipigno che poi la portano fuori. Chilelli verso Marchio che non controlla, rimessa Came. Botosso la alza bene per Sacon, la parata di Del Ferraro, poi la tiene in campo Titon che vuole ripartire davanti a sé Turk che non è un difensore. Felipigno passa sull'esterno, poi si defila troppo, alla fine viene chiuso in fallo laterale. Dentro Bavaresco per Marchio, pallone alzato troppo per Titon che deve metterla a terra, vuole puntare centralmente Turk, va poi da Felipigno che gli viene in aiuto. Chilelli, Felipigno, Titon, punta Turk, viene verso il centro e calcio. Conclusione deviata da Sacon e tenuto in campo da Pietrangelo che poi se la porta in aria e blocca. Turk, Belsito in profondità ancora a cercare uno tra Turk e Botosso, niente fallo, si lamenta Botosso, rimessa laterale Pirossigeno. 2-0-3 al termine del match. Felipigno verso Titon, vuole puntare Sacon sull'esterno, lo inganna molto bene, calcia sul secondo palo dove c'è Tiziano Chilelli. La gran giocata di Jefferson Titon che lascia sul posto Sacon, in buca per Chilelli e fa 2-1 per la Pirossigeno Cosenza. Chilelli Gol dei Lupi! Esplode il palazzetto, segna con il numero 9 Tiziano Chilelli. Tiziano! 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 Time out adesso chiesto da Silvio Rocia quando mancano 1:55 al termine. La Pirossigeno Cosenza è avanti 2-1. Gol molto simile al primo, quando Bavaresco imbucò per Poti, in questo caso Titon, dopo aver lasciato sul posto Sacon, ha imbucato per Chilelli che a mezzo passo dalla porta ha fatto 2-1. Adesso subito Del Gaudio e Sacon dentro. Sacon ovviamente con la maglia azzurra e non potrebbe essere altrimenti. Sutton, Del Gaudio, Turk e Di Guida sono gli altri 4 a difendere di là invece Poti, Bavaresco, Petri e Pellesigno.
Tutto pronto per la ripresa delle operazioni. Si ricomincia. 1,50, 2-1 per Ossigeno Cosenza. Sacon, Sutton a gestire. Ancora Sacon verso Di Guida. Turk, pallone alto. Del Ferraro rimette subito in gioco per Pelesigno. Occhio perché in porta c'è Sacon. Pelesigno vuole puntare. Pelesigno passa, finisce a terra sull'intervento di Sutton. Tutto regolare per il direttore di gara. Quindi Di Guida è già ripartita la Kame. Sutton aspetta l'arrivo di Sacon e serve Turk. C'è libero Di Guida. Turk invece torna saggiamente, anzi mantiene il pallone. Ora va da Sacon. Vuole che salga Sutton. Servito Sacon. Di Guida sul secondo, senza deviazione, anzi con deviazione per il direttore di gara. Fallo laterale. Sutton ancora vuole la rotazione che ha portato al gol dell'1-1. Sacon per Sutton. Prova a imbucare, intercetta la retroguardia. Del Gaudio, Sacon. Ancora Del Gaudio. Dentro per Turk, chiudono Del Ferraro e Marchio insieme. Fuori Chilelli, dentro Bruno Petri. Pelesigno intercetta, vuole calciare verso la porta, fallo da dietro di Turk, che riceve il cartellino giallo. Time out chiesto adesso da coach Tuoto. Turk che diventa il quinto ammonito del match, tutti nella ripresa insieme a lui. Sutton, Belsito e Del Gaudio. E Pelesigno invece per la Pirossigeno Cosenza. Non è time out ma quinto fallo della Kame. Non è time out chiesto da Tuoto ma quinto fallo della Kame. E quindi Pirossigeno Cosenza che rimette in campo Titon, che rimette in campo Felipigno. Pronti a entrare però Pelesigno e Poti per difendere. Titon a battere la punizione verso Felipigno. In profondità non c'è nessuno. Esce Pietrangelo, entra Sacon. Esce anche Titon, entra Pelesigno. Bruno Petri resta in campo. Del Gaudio, 50 secondi al termine. Tutto o niente in questi ultimi secondi. Sacon verso Sutton. Fischi per la Kame. Ancora Sacon. Sale la pressione di Poti, fallosa. Terzo fallo, secondo fallo, anzi punizione. Sacon a battere per Sutton. Quindi Del Gaudio. Calcia! Ancora Del Gaudio. Trova il gol del 2-2 a 39 secondi dal termine. Buca Del Ferraro per la seconda volta e pareggia nuovamente i conti. Pago Del Gaudio, 39 secondi, 2-2. Per la Kame Treviso, signor del numero 9 Del Gaudio. Pareggia nuovamente la Kame Treviso con Del Gaudio adesso, quindi è 2-2. E vedremo se la Pirossigeno Cosenza avrà la forza per riportarsi in vantaggio. Bavaresco verso Poti. Del Ferraro, 30 secondi. Vuole andare lungo da Bruno Petri, che riceve molto bene. La domestica. Alla fine se la porta sul fondo. Pietrangelo pronto a rimettere in gioco, 22 secondi. Pronto a entrare per un'eventuale ultimazione Felipigno, la portiera in movimento nel frattempo per i rossoblù. E infatti sarà così. 19 secondi. Del Ferraro serve Poti. Non entra Felipigno perché non esce Del Ferraro. Poti deve lanciare lungo dalle parti di Pietrangelo. Ultimi 10 secondi di match. Pietrangelo lungo con le mani, segna, ovviamente non vale. Del Ferraro rimette in gioco. Titon, 7 secondi. Vuole l'1 contro 1. Perde il pallone alla fine Del Ferraro. La mantiene in mano. Va a rinvio lungo per Poti che deve calciare al volo. Finisce qui 2-2 tra Pirossigeno Cosenza e Kame Treviso. Ai gol di Poti prima e di Chilelli poi ha risposto 2 volte Del Gaudio. Partita equilibrata, pareggio tutto sommato giusto. Termina 2-2 tra la formazione di Tuoto e quella di Silvio Rocia, che salgono rispettivamente a quota 27 e 34 e 33 punti in classifica. È tutto per quest'oggi in telecronaca, amici sportivi. Un saluto da parte di Cristian De Nicolò e a tra poco per le interviste post partita.
Dammi tu il punto. Dunque, qui ai nostri microfoni Aleandro Poti, giocatore della Pirossigeno Cosenza. Poti, è un peccato subire il gol del 2-2 a 39 secondi al termine, però comunque alla fine resta la prestazione della squadra e resta il fatto che a 5 giornate al termine ancora la salvezza è più che possibile. Eh sì, è un peccato per come sono andato via questi 2 punti alla fine, così sul 4 contro 4 non abbiamo preso un gol in tutta la partita e ci hanno messo il portiere in movimento, che loro lo fanno veramente bene, ed una vita che la Came c'ha, diciamo, questo titolo del portiere in movimento che lo fa benissimo e ci ha fatto 2 gol. È peccato perché è peccato, però dobbiamo rimanere con la mentalità che comunque abbiamo fatto una buona gara, che la salvezza è sempre più vicina, stiamo facendo i punti, la strada è questa. Peccato, però già subito testa venerdì andiamo a provarci a Pesaro a prendersi i punti. Venerdì si va a Pesaro, una squadra che sicuramente si giocherà i playoff fino alla fine, però la Pirossigeno Cosenza va con consapevolezza in casa degli ex campioni d'Italia. Vabbè sì, la classifica per noi è un po' bugiarda perché sicuramente non siamo la squadra che siamo stati al girone di andata, allora noi dimentichiamo la classifica e andiamo lì con la testa di guerra a giocare sui punti. Noi non guardiamo la classifica, se loro stanno giocando i playoff, noi se stiamo giocando la salvezza, che forse è più importante per noi, è un lavoro che ci meritiamo, pure una cosa che ci stiamo meritando, e andiamo a prenderci i punti a Pesaro, ora vediamo che succede. Si accorcia in classifica sull'Active Network che al momento sta perdendo 2-0 a Mantova, comunque è un'impresa alla portata dei rossoblù. La salvezza, che sia diretta o che sia tramite playout, è sicuramente un qualcosa di fattibile e per il quale la Pirossigeno Cosenza lotterà fino alla fine. E noi siamo consapevoli che comunque la salvezza l'abbiamo in mano, che ogni volta siamo più vicini. Queste ultime 5 partite sarà un altro campionato diverso dove dobbiamo fare i punti e provarci a salvarsi diretti. Noi, se poi purtroppo dobbiamo fare questi play-out, li faremo con la testa a vincere come sempre, però noi proviamo la salvezza diretta. Grazie Poti e in bocca al lupo. Buona serata a tutti. Grazie. Da Cristian De Nicolò è tutto, linea alla regia.